Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Come vedete la location non è lo studio nostro, ci ha ospitati praticamente il comune di San Vendemiano dove il nostro ospite viene praticamente settimanalmente qualche volta a ricevere gli appuntamenti, quindi sempre un luogo istituzionale e l'ospite lo ringrazio, è il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera. Buonasera a tutti. Direi che potrebbe essere anche una bella occasione fare la trasmissione itinerante nel Veneto, passate un po' di comuni. No, grazie per la cortesia, grazie. Ci mancherebbe, lei è sempre gentile. Allora, faremo una chiacchierata, siamo quasi a fine anno, manca un mese in effetti al fine anno, però lei è oberato di impegni, quindi cercheremo di utilizzare questo spazio per capire tutto quello che è successo quest'anno, con due cose, Presidente, molto importanti. Uno il Mose e l'altro l'autonomia. Poi avremo anche altri ragionamenti, la pediatria di Padova, tutte altre cose importanti che riguardano la nostra regione. Però il primo che io vorrei fare a calcolare è il Mose, perché ho visto che hanno dato una responsabilità a Luca Zaia che in effetti non ce l'ha. Ho visto delle cose inverosimili, ho visto che all'inaugurazione c'era Luca Zaia, ma guarda c'entra anche Luca Zaia, poi Luca Zaia in effetti non c'entrava nulla. È così o sbaglio? No, guardi, è assolutamente così, ma basterebbe vedere le date del Mose per capire cosa è accaduto e quanto poco corretti nei confronti dei cittadini, non solo miei, ma anche dei cittadini, siano alcuni rappresentanti del popolo che prendono in giro i cittadini. Il Mose nasce come idea di salvaguardia di Venezia dopo l'alluvione del 1966. Io non ero nato, 4 novembre 66. Pensi che il famoso Consorzio Venezia Nuova, ovvero il raggruppamento di imprese private che realizzerà poi il Mose, viene costituito nel 1972. Quindi molti anni prima ancora del progetto. Gliela faccio breve, l'idea di dare l'incarico viene dato nel 1984, io avevo 16 anni, andavo a scuola, e nell'89 ero all'università e si ha il primo progetto preliminare, nel 92 si ha il progetto definitivo, ero ancora all'università. Quindi il progetto che oggi è lì, quasi totalmente realizzato, sott'acqua, le paratie che abbiamo visto, i manufatti eccetera, è del 1992, ripeto, andavo all'università. Qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, ma poi di mezzo c'è stato tutto l'iter, sì è vero, i lavori iniziano nel 2003, io non avevo cariche regionali, tantomeno che statali. Ecco, il primo fatto, Venezia sott'acqua quest'anno e qualcuno maldestramente diffonde foto, qualcuno più di qualcuno, diffonde foto, poi qualcuno rappresentante il cui partito ha avuto gli arrestati del Mose, fra l'altro, a differenza del mio partito non ho avuto nessuno, e diffonde foto mie dell'inaugurazione del passante di Mestre che avviene anni dopo quella del Mose, avviene 7 anni dopo più o meno, e dove io ero presente in qualità di ministro dell'agricoltura, passante di Mestre, un astro, certo, un asfalto. Perché con la V, era con la V poi? No, quella era un'altra foto ancora che hanno diffuso. Infatti sono 2 le foto che hanno diffuso, anzi 3. Passante di Mestre, vendono ai cittadini, vedete Zaia dice non si vende il Mose, era lui all'inaugurazione, ma quella non era l'inaugurazione del Mose, era l'inaugurazione del passante di Mestre di 7 anni dopo. Poi ne diffondono un'altra dove ci sono io e Galan che facciamo così, quella era la presentazione nel 2006 del marchio del turismo del Veneto fatta alla Fenice, V stava per Veneto, anche quella spacciata come la foto di inaugurazione del Mose. E poi altre lazzaronerie, me lo lasci dire, no? Quando cari cittadini vedete, avrete modo di vedere, se digitate anche Zaia, cosce di pollo, roba del genere, vedrete che c'è una foto mia dell'allora Presidente della Regione Galan con una coscia di pollo in mano. Questa è una foto che viene venduta da alcuni come l'inaugurazione del Mose, altra puttanata perché non è vero, da altri come le gozzoviglie di Zaia e Galan alle feste. La verità è un'altra, la verità è che quella foto lì fu fatta quella mattina, alle 11 del mattino mi ricordo, era il 2006, e un po' in tutte le piazze, in tutte le amministrazioni comunali del Veneto e non solo, a sostegno del consumo della carne bianca, perché eravamo
nella morsa dell'aviaria, noi siamo i primi produttori di carne bianca d'Italia, e mi ricordo che allora Veronesi, possiamo anche citarlo, chiamò e disse: guardate, fate qualcosa perché non vendiamo più polli, non vendiamo più carne bianca. Allora l'idea nazionale, che poi si diffuse soprattutto in Veneto, è quella di far vedere gli amministratori che a titolo di garanzia facevano vedere che la carne di pollo si poteva consumare. Allora lei capisce che, a parte l'offesa al sottoscritto, che io ritengo grave, ma ancora più gravissima quella che si fa ai cittadini, perché se tu vai da Borile e gli dici: guarda la foto del Mose, non è vero che Zaia non so niente, era lì a inaugurarlo, giustamente Borile dice: sì, è una foto di inaugurazione, ma è un'altra inaugurazione. È come far vedere uno al matrimonio, magari fai il compare della sposa, tagli la foto, fai vedere lui e la sposa, e dici: sai che si è sposato, guarda la foto del matrimonio. È vero. Cioè, in effetti io poi conoscendola, perché poi in effetti ovviamente il primo pensiero, poi valutandola e conoscendo tutto l'iter, ovviamente uno sa benissimo che non c'entrava nulla, però nel vedere quella pubblicità che ovviamente sui social c'è, dà questa, però ha chiarito in maniera molto ampia. Però sai, mi lasci dire una roba, è un caso di storia da un punto di vista comunicativo, perché se lei pensa, sono stati invasi tutti i siti, ne cito uno che è quel sito delle notizie pruriginose, Dagospia. Mi ha dedicato una pagina. Cioè, io dico, ma ragionate un attimo, è possibile che un amministratore, il governatore della Regione del Veneto, cioè il sottoscritto, dichiari di non c'entrare nulla col Mose e poi alle foto dell'inaugurazione del Mose? Cioè, secondo me è da mandare via a calci nel sedere un governatore che dice non saper nulla di un'opera e poi c'ha le foto che le inaugurava. Cioè, siamo non alla Prima Repubblica, siamo alla Repubblica della preistoria. Quindi capisce che è stata quasi un'epidemia di questa falsa notizia che artatamente qualcuno ha diffuso, e rispetto a illustri esponenti del PD, tanto per citarne qualcuno, illustri esponenti dei 5 Stelle che addirittura hanno pubblicato, pensi addirittura che hanno pubblicato la prima volta la mia foto all'inaugurazione passata di Mestre, che tagliamo il nastro 7-8 anni dopo il Mose, quindi io non ho neanche mai vista l'inaugurazione del Mose, e dicono stanno inaugurando il Mose. Quando si rendono conto che la fake news, che la notizia bugiardona è stata scoperta, lasciano la stessa foto e cambiano il sottotitolo, scrivono: Zaia fa finta di inaugurare il Mose. Certo. Cioè, voi capite che a questi livelli qui non stiamo più parlando Però di mi politica. sembra che poi sia stato chiarito in questi ultimi sì, giorni, è stata chiarita, insomma, che però è stato fa male, capito? Assolutamente d'accordo. Tu sei lì con l'acqua fino al sedere, per non dire qualcos'altro, no? C'è acqua alta, c'è gente che soffre, 2 morti, e c'è qualcuno che si perde il tempo a ritagliare foto e diffonderle falsamente, facendo credere che tu eri di qua e eri di là, e non era vero niente. Senta, E sta gente li votano anche, cioè questa è la tragedia. beh, oggi un po' meno. Sì, un po' meno, ma è sempre troppo, perché guardi, io rispetto per gli avversari, penso che la democrazia, il sale della democrazia sia quello di lasciare la parola a tutti, ma io dico anche troppo, perché quando uno arriva a diffondere foto false, con la scritta eccolo Zaia, eccolo sbugiardato Zaia, era lì al Mose, ma quella non è la foto del Mose. Io nel 2003 non avevo cariche regionali neanche statali, ma glielo dico non per tirarmi fuori, perché così è la storia. Cioè, così è la verità. E quando sono arrivato nel 2010, poi ho chiuso, la prima roba che hanno fatto, hanno invitato il nuovo Consiglio regionale, che era tutto nuovo, presidente compreso, a visitare i cantieri. Siamo andati a visitarli. Ci hanno detto: guardate, sarà concluso entro il 2014. Era già ampiamente realizzato il cantiere. Apriti il cielo, sono andati a prendersi la mia intervista del 2010, ospite del cantiere del Mose che era praticamente realizzato, dove io dico nell'intervista: è un'opera di grande ingegneria, e lo confermo, è un'opera di grande ingegneria. 2, dico, guardate, è un committente importante, sono migliaia di lavoratori, e quindi è un'opera a chilometro zero, lavoravano le nostre imprese, quindi il più grande committente datore di lavoro in Veneto era il Mose. Certo. In quei giorni. 3, dico, mi chiedono quando sarà ultimata entro il 2014, me l'hanno detto quelli che seguono il cantiere. Attenzione, il Mose non è un cantiere della regione, è un cantiere dello Stato. Ecco. Sa qual è il problema? Che sono riusciti a dire anche che ho mentito sulla data di chiusura del Mose, ma scusate, ne hanno arrestati 105 tra arresti e avvisi di garanzia nel 2014, i primi li hanno arrestati nel 2013, domandatevi perché non l'hanno finito. Assolutamente vero. Presidente, come diceva lei, il Mose è un'opera
dello Stato, governata e vigilata dallo Stato. Oggi la situazione è quella che è, perché ovviamente Venezia va sott'acqua e quando c'è sott'acqua eccezionale come ultimamente, con danni davvero importanti. La domanda, il Presidente della Regione può intervenire e chiedere oggettivamente, obiettivamente allo Stato di dire: ma questa opera funzionerà o non funzionerà? Perché ieri sera hanno provato delle paratie e sembra che qualcosa funzioni, ne hanno fatte vedere un po', adesso io non so tecnicamente se funzioneranno o meno, perché tanti dicono, ingegneri, la cosa non andrà mai in porto, se anche andrà in porto San Marco andrà sotto acqua ugualmente. Ecco, ma lei come Presidente della Regione ha il diritto e il dovere a chiedere allo Stato, fermi lì, cosa succederà? Ma anche qui chiariamo, no? Perché legittimamente qualcuno può dire: vabbè, Zaia non c'entra niente col Mose, ma è il Presidente della Regione, deve tutelarci. La prova provata, che dico la verità, è un'altra, che la riunione che abbiamo fatto la scorsa settimana del Comitatone, no? a Palazzo Chigi, col Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le tante robe, oltre ad aver detto che il governo stanzierà gli ultimi 320 milioni per arrivare alla cifra finale dei 5 miliardi e mezzo, che l'opera sarà ultimata entro il 31 dicembre 2021, ripeto, lo dice il Presidente del Consiglio e i suoi collaboratori, non lo dice Luca Zaia, ce l'ha detto. Terza roba, guarda caso, cosa ha istituito? Un tavolo di informazione e coordinamento presso la Prefettura di Venezia, da tenersi una volta al mese, per informare gli amministratori locali, cioè me, i sindaci, dello stato dell'arte dell'avanzamento del cantiere, che è la dimostrazione che noi non sappiamo nulla. Assolutamente. Allora, funziona. Però lei ha diritto di dire la sua, insomma, come Presidente della Regione, oppure io non ho, non ho giuridicamente, assolutamente, non posso giuridicamente entrare nei termini di questo appalto, perché non è un nostro cantiere. Peraltro noi l'abbiamo trovato già sostanzialmente tutto realizzato. Altro aspetto, cioè non è che, per dirle, le faccio una battuta, non ero neanche nelle condizioni di scegliere il colore delle paratie, avete visto che sono gialle, certo, delle paratoie, perché erano già pitturate anche quelle, già verniciate anche quelle, ma è una battuta, perché non spetta a me dire di che colore, certo, fare le paratoie, perché non ho nessun compito e competenza su quel cantiere. Però è pur vero che San Marco andrà ancora sott'acqua, ma questo io l'ho letto, le robe che dico è perché mi sono informato, perché il Mose è progettato ma non riesce a salvaguardare, scusi, la parte più bassa di Venezia, che è San Marco. 2. Funziona o non funziona? Guardi, questo non glielo so dire. Sulla carta è un'opera di grande ingegneria, sembra un'opera innovativa, ha sicuramente dei limiti, ma glielo dico da cittadino, cioè nessuno metterebbe del ferro sott'acqua parcheggiato in attesa di farlo uscire dall'acqua una volta o due all'anno. Certo. Quindi non le so dire. Io so che c'è un primo guaio, che la gestione e manutenzione del Mose ci costerà 100 milioni di euro all'anno. Allora, se faccio due conti, 5 miliardi e mezzo li abbiamo spesi alla fine per fare l'opera, poi altri 3 miliardi e mezzo per le opere complementari in laguna, sono 9 miliardi la partita del Mose. In più ci metto 100 milioni all'anno, immagino che venga logico a tutti dire: beh, 100 milioni all'anno più altri 9 miliardi, forse a Venezia riuscivate a pulire tutti i canali, a fare un sacco di belle robe. Però, ripeto, quando decisero di progettare questa roba e la progettarono, io andavo a scuola. No, ma certo. No. Cioè, apritevi bene le orecchie, ma non perché abbia diffidenza nei cittadini, perché i cittadini, quando trovano chi va a raccontare robe diverse, devono attrezzarsi e mandarli a quel paese, perché vuol dire che stanno prendendo in giro i cittadini quando dicono queste robe. Ma lei, Presidente, non è convinto che i veneziani dovrebbero essere partecipi a questo Mose, come è vero dice lei che l'hanno fatto lo Stato, però essere partecipi in maniera importante, perché dire: io abito a Venezia, vivo a Venezia, santo Dio, andiamo sott'acqua noi e noi dobbiamo essere solo spettatori di quello che decide lo Stato? Sono d'accordo con lei. Allora, io andrei, non so, a protestare in massa i veneziani a Roma e dire: mi dite cosa dobbiamo fare per risolvere il problema? Ma guardi, io sono d'accordo con lei. Guardi, è illuminante un'intervista del professor Cacciari, che nel 2014, all'alba degli arresti del 4 giugno 2014, vengono avvisate e arrestate 105 persone, la famosa inchiesta Mose. Certo. E per fortuna che è arrivata l'inchiesta, e per fortuna che i giudici Ancillotto, Buccini, Tonini, coordinati dal dottor Nordio, hanno fatto questa inchiesta, perché hanno fatto pulizia. Però io dico, Cacciari cosa dice? Dice: ma alla fin fine io ho subito il Mose. Allora, fatemi capire, Zaia deve giustificarsi per un'opera che hanno realizzato e pensato quando lui andava a scuola. Cacciari
è assolutamente esente da ogni responsabilità perché dice io ero contrario ed è vero, mi risulta che fosse contrario, però mi risulta anche che lui abbia fatto 13 anni il sindaco a Venezia. Quindi è stato contrario per 13 anni, mentre i suoi dello stesso partito, lo dice Cacciari, cioè Prodi Presidente del Consiglio e poi gli altri hanno comunque approvato il Mose. Allora lei capisce che se non c'è riuscito Cacciari, che è il più bravo di tutti, il più bravo di noi, ha letto un sacco di libri, è un esperto, è un professore, a far capire che i veneziani dovevano governare questo processo, si immagini cosa posso dirle io che sono arrivato quando il processo era stato realizzato e non avevo modo neanche di chiedere la qualità della pittura delle paratie. Il futuro, certo, il futuro come Guardi, non sto facendo polemiche, ma però chiaro. non posso neanche accettare che si dica che il professor Cacciari, secondo me, non ha responsabilità, però comunque è stato 13 anni sindaco, possa semplicemente dire io ero contrario, e io che non ero neanche presente, cioè devo rispondere per quelli che erano presenti. No, ma ha ragione, è un paradosso, però al di là di questo, che ormai sono ovviamente discussioni che sicuramente sono state chiarite in maniera molto chiara, uso questo termine, però da qui in avanti cosa si aspetta? Ma guardi, da cittadino, perché poi al di là, lei lavora a Venezia praticamente e riceve su un palazzo straordinario, e Venezia è la città del mondo, è una città planetaria, è una città straordinaria, e davvero qualcosa bisognerà pur io fare. mi aspetto che sia, guardi, lasciamo perdere gli sprechi, quanti ci hanno rubato, ci hanno mangiato dentro su sto cantiere, che ripeto non è della Regione del Veneto, è un cantiere dello Stato. Lasciando perdere quello che ci è costato in più per tangenti e sprechi e altre robe, e prebende, elargizioni, lubrificazioni varie, cioè lo dicono gli arrestati, no? Lo dicono quelli che hanno poi collaborato con la Procura di Venezia. Dall'altro io spero, per evitare che lo spreco sia totale e per mettere in salvaguardia Venezia, che funzioni. Se funziona, quantomeno possiamo dire che... Mi scusi, sento, ma c'è nessun ingegnere che dice, Presidente, veneziani, questo Mose funzionerà lo dicono, o no? Lo dicono, ma lo dicono in funzione del fatto che hanno prove con modellini di laboratorio. Che l'ha fatto poi a Padova, a Volta Barozzo, e anche lì non è che sia stato strutturato bene anche dalla prova lì. Non lo so, io le dico che non esiste un'opera simile sulla crosta terrestre. È un'opera prima, che avrà tutti i benefici dell'opera prima, ma anche tutti i malefici e i guai delle opere prime. Quando esce un'auto nuova, tutti dicono, ma compro la seconda serie o la terza serie, che intanto aggiustano. Qua siamo alla prima serie, sì, quindi magari c'è il cuscinetto da ruota che grippa un po' certo. prima. Però con costi esorbitanti. Ma guardi, hanno scelto così. Vedo Pennacchi, un vostro padovano se non ho capito male. È di Padova Pennacchi? Credo di sì, adesso non vorrei sbagliare. Sì. Vedo che ha fatto una rappresentazione della sua... lui è un artista, c'è un comico, fa satira, non lo so, penso sia anche un bravo attore perché è anche apprezzato. Dovrebbe essere un orgoglio per noi veneti, ma non lo è per me, ma io non ce l'ho con lui. Ma uno non può andare all'A7 a sputtanare il presidente della sua regione, a prescindere che lo abbia votato, no? Che non c'entra niente. Ma se tu decidi di sputtanare qualcuno, fallo almeno a ragion veduta. Se è andato a dire che io ero all'inaugurazione del Mose, vuol dire che non ti sei minimamente informato. È il primo guaio. Due, che mentre Venezia era sott'acqua, Zaia si preoccupava di fare la legge sulla bandiera. La legge sulla bandiera è stata fatta prima. Cioè io capisco, se i veneti devono portare l'orgoglio veneto a questi livelli sulle TV nazionali, dico che ce ne facciamo veramente a meno. Ditelo a Pennacchi che l'ho detestato. E mi spiace perché io lo apprezzo come artista, ma non ha nessun senso. La satira è bene che faccia le polemiche, ma almeno che le faccia a ragion veduta. Però, Presidente, c'è un altro fattore che bisogna tenere in considerazione dei veneti, che fra un anno si andrà a votare e Luca Zaia, se si candida, avrà il 70-l'80% dei voti. Ma no, ma guardi, non è questo. Guardi, è importante stiamo questo parlando di informazioni corrette. Se Pennacchi ha deciso di fare politica, si candida, ma non va in TV a dire cose che io non ho mai fatto e venderle per buone. Ma sai qual è la tragedia? La cosa mi fa star male. Poi tu vai a vedere i commenti su questi filmati, cioè vieni dipinto come un delinquente. Ma anch'io scriverei uno così è un delinquente, perché uno che smentisce di non saper nulla del Mose e poi è andato a inaugurarlo. Ma io sono mai andato a inaugurarlo.
Deve essere chiaro In questo. virtù di questo ha preso dei provvedimenti, in virtù di Pennacchi? No, guardi, ma si figuri, ho altro da fare che correre dietro a Pennacchi, che penso che già la sua figuraccia se la sia fatta andando in TV a sputtanare il presidente dei Veneti dicendo che aveva fatto delle cose che io non ho mai fatto. Penso che se ha un minimo di autocritica e di, come si può, di buona educazione dovrebbe dire sì, mea culpa, mi sono fidato di quello che ho visto in rete e preso dalla foga di andare lì anch'io a dir la mia, ho detto delle puttanate su Zaia che non so Senta, bere. tra me e lei, se dovesse, abbiamo la pubblicità, se dovesse scommettere un euro, una cena, cosa scommetterebbe che questo Mose funzionerà? No? È fiducioso davvero? Guardi, Oppure qualche sicuramente dubbio ce l'ha? poi bisogna stare sempre attenti a cosa si dice, poi si tagliano i frame È vero, bisogna stia attento delle a quello. dichiarazioni. Io dico che sicuramente le paratie si alzeranno, speriamo che si alzino nel momento giusto e nel modo giusto, in maniera tale che mettono in salvaguardia Venezia. Senta, e nell'eventualità, poi chiudiamo questo argomento, questo tema, le paratie non funzionassero, il Mose non funzionasse, cosa bisognerebbe fare? Anche qui io ho detto sarebbe una tragedia, qualcuno ha detto ma no, ma Zaia cosa dice Sai tragedia? cosa ho visto? Un ingegnere dell'Università di Padova ha detto che alzando Venezia, mettendo Sì, acqua, ho letto non anch'io so se sta l'ha roba. letto, Sì, mettendo acqua nel approfittando terreno, della subsidenza. alza Venezia. Io non so, non sono un ingegnere, quindi non saprei dirle. Guardi, non glielo so dire, ma posso dire, siamo ai tempi, non neanche i tempi supplementari, siamo arrivati ai calci di rigore. È inutile che stiamo qui a discutere della partita, come si poteva fare, come si vinceva. Siamo ai calci di rigore, siamo con la palla, con l'ultimo punto che possiamo fare, altrimenti abbiamo perso i mondiali. Adesso è lì l'opera, ci dobbiamo pregare che funzioni. E ripeto, io lo dico che potrei stare qui a far polemica contro quelli arrestati. Io sono passato nell'inchiesta Mose. La procura ha detto guardate Zaia non c'entra proprio niente. Le intercettazioni dicevano da quando è arrivato Zaia è diventato un ostacolo perché io comunque ho introdotto tutti i sistemi di legalità in regione, anche se qualcuno rideva, qualcuno di quelli che adesso puntano il dito dice Zaia isola la regione, Zaia ha paura della sua ombra, no io voglio la legalità e così si fa. Per cui guardi, io spero che funzioni, perché sennò altrimenti anche i soldi delle mie tasse sono andati buttati via come tutti i soldi delle tasse dei Veneti. Devo bere un goccetto d'acqua e poi ci vediamo dopo la pubblicità, tra poco.